dove il legno ancora vive, a Trevignano, dove andiamo a conoscere la Alfio Zanella, azienda che da 4 generazioni si occupa di lavorazione e commercio di legname. L'Alfio Zanella è un'azienda storica, io sono il titolare, sono la 4ª generazione, io sono 35 anni che lavoro in azienda. L'azienda è un'azienda storica perché appunto è nata agli inizi del Novecento e ha servito quasi tutti i clienti e le persone del Triveneto, diciamo, ecco. È nata come azienda era una segheria, perché siccome passava dell'acqua, il mio bisnonno produceva la farina, aveva un mulino, e da lì è stata messa in opera una sega a tronchi e ha cominciato a vendere legname, a fornire legname a tutte le persone che ne avessero bisogno. Poi chiaramente l'azienda si è evoluta con mio nonno, mio papà, e dal commercio di legnami siamo diventati anche produttori di case in legno, insomma, ecco. Il nostro core business sono soprattutto le forniture dei tetti, dei solai e in questi ultimi anni appunto anche delle case in legno. Le case in legno, è chiaro, qua da noi sono arrivate un po' tardi rispetto ai nostri cugini altoatesini, diciamo. Però si è sviluppato molto in questi ultimi anni, perché è chiaro, la casa in legno porta innanzitutto un benessere abitativo, una velocità di costruzione che per il cliente finale è da tenere in considerazione. L'utilizzo di materiali soprattutto naturali, l'utilizzo del legno soprattutto per le pareti ha preso molto piede. Ci sono diversi sistemi costruttivi, per quanto riguarda l'Ixlam noi lo commercializziamo il sistema Toma che utilizza delle tavole assemblate una all'altra con dei pioli di legno. Anche là noi siamo concessionari per quasi tutto il Veneto di questo sistema costruttivo, oppure il sistema a telaio, e allora in questo caso qua le pareti vengono costruite in azienda. Si può pensare in un prossimo futuro di poter realizzare una casa in legno a chilometro zero? Sì, ma penso che non sia un'utopia questo pensiero. Chiaramente il legno noi siamo pieni, perché basta avvicinarsi, insomma, alle zone del Bellunese, la zona dell'Asiago, la zona del Comelico, quindi il legno è una risorsa naturale di cui siamo vicini e ne abbiamo tanto. Si devono organizzare le segherie devono organizzarsi, soprattutto ci dovrebbero essere degli aiuti da parte dello Stato per far sì che appunto le segherie e le prime lavorazioni, ma dal taglio in bosco fino alla prima lavorazione, le aziende possono essere aiutate anche economicamente per avere macchinari all'avanguardia in modo da poter far concorrenza alle aziende austriache. Però effettivamente la materia prima c'è e ce n'è in abbondanza, quindi è sicuramente una risorsa da sfruttare. Si può dunque ripristinare la filiera del legno? Ma io sono convinto di questo, proprio la nascita, insomma, ormai penso da una decina d'anni del Consorzio Legno Veneto ha fatto proprio la mission per far sì che questo possa avvenire. È chiaro, non è semplice, perché si devono cambiare un po' la mentalità un po' dei nostri governanti, le mentalità anche delle aziende stesse, perché effettivamente poter dire che ho costruito un tetto, ho costruito la casa utilizzando il legname dei boschi delle nostre montagne dovrebbe diventare una risorsa quasi obbligatoria, però il problema sono i costi, ci vuole un po' di buona volontà da parte di tutti.
dove il legno ancora vive, a Caselle, dove andiamo a conoscere l'azienda Artuso Legnami SRL, specializzata nella produzione di sistemi costruttivi per la realizzazione di strutture in legno basate su pannelli X-Lam. Io sono partito come semplice falegname, ho fatto 16 anni dipendente, poi ho iniziato con quello che allora sapevo fare, nel mondo del serramento, del mobile, poi a metà anni 90 abbiamo iniziato qui i tetti in legno. Il tetto in legno faceva pensare appunto che l'edilizia fosse in una fase di cambiamento, che il tetto in legno potesse essere una parte integrante dell'edilizia. Così è stato, fortunatamente così è stato. Ho iniziato a propormi come installatore di case in legno acquistando da un'azienda di Klagenfurt, un'azienda austriaca. Poi nel 2008 ho deciso di montare un piccolo impianto per la produzione dell'X-Lam. L'X-Lam è un muro strutturale che oggi viene utilizzato nella prefabbricazione delle case in legno. Anche qui questo è stato, non so se intuizione, riuscire a anticipare il mercato, non so neanche io, comunque è stata una scelta che ad oggi si sta dimostrando vincente, anche se oggi, come poi in tutti i settori, è arrivata anche in questo settore, è arrivata un po' la speculazione, molta gente che si sta improvvisando nel nostro settore e non tanto come produzione del pannello o della casa a telaio, proprio come installazione di questi prefabbricati. Io personalmente ho fatto per ben 2 volte di viaggi in Canada per capire come in una zona che da sempre viene utilizzato il legno, come si comportavano, quali cose erano da farsi per dare anche una garanzia della durabilità poi di quello che andavamo poi a proporre. Abbiamo visto che le cose erano molto semplici, bastava solo copiare, dunque non c'era nulla da inventare. E purtroppo noi abbiamo una grande carenza nei studi professionali, diciamo i tecnici che dovrebbe partire proprio dal tecnico una corretta progettazione della struttura. Purtroppo manca un po' questo anello, questo primo anello. Questo fa sì che poi in cantiere ogni azienda inventi il proprio metodo di posa in opera. Oggi stiamo lavorando con diverse associazioni nazionali per poter mettere giù una normativa europea, una EN, per poter dire d'oggi in poi le case in legno vanno tutte montate con questi criteri, quello che più o meno da anni si fa nel tradizionale. Il tradizionale è un unico modo di posa della pietra, del mattone, dovrebbe essere la stessa cosa anche per il legno. Parliamo del progetto Corewood. Proprio a fronte di questo progetto abbiamo deciso di installare dell'attrezzatura che diciamo anche viaggia sull'ottica del 4.0. Allora abbiamo montato degli scanner e abbiamo montato un grosso calibro, una grossa levigatrice, perché riteniamo che la produzione del pannello dell'X-Lam abbia ancora degli spazi di miglioramento, diciamo, in futuro, anche perché si possono lasciare dei parti di questa struttura a vista. Dunque la levigatura era una delle cose che ad oggi un po' sconosciuta a tutti, un metodo un po' innovativo, quello di poter dire lasciamo dei muri in legno a vista nelle abitazioni. Abbiamo montato gli scanner proprio qui per cercare la qualità sul pannello. Lo scanner abbiamo sia quello che misura la resistenza del legno, sia quello che poi va a leggere i difetti del legno, dunque ad infrarossi, legge i nodi in base alla normativa. Questi scanner danno la garanzia, noi siamo credo l'unica azienda in Europa certificata interamente C24. Per dare credibilità su quello che andiamo a vendere abbiamo deciso di montare gli scanner. Tutto questo progetto rientra nel progetto Corewood.
dove il legno ancora vive. In tutte le attività a supporto del settore, vediamo come nelle piccole Dolomiti. Sono Enrico Pozza, sono il tecnico dell'Associazione Forestale Vicentina e mi occupo di consulenze agricole, forestali ed ambientali nella zona delle piccole Dolomiti. Come Associazione Forestale Vicentina ci siamo occupati di un progetto di valorizzazione del castagno delle piccole Dolomiti, non solo del castagno ma anche di altri latifogli, tramite la certificazione forestale PFC di piccole superfici. È stata anche la più piccola superficie certificata al mondo e adesso la stiamo allargando, siamo arrivati a circa 70 ettari, 70 ettari di latifoglie come si diceva prima, frassino, acero, ciliegio, noce e castagno soprattutto, un legno pregiato, sono tutti legni pregiati diciamo che possono essere utilizzati per le lavorazioni in segheria o in falegnameria. Tutte le essenze, dalla legna da ardere alle lavorazioni di pregio. Sì, esattamente, infatti come si vuole diciamo dare un certo valore al bosco, esistono sì gli assortimenti di pregio come dicevo prima, ma esistono anche tutta un'altra serie di assortimenti come la legna da ardere, come il cipato con gli scarti, quindi al bosco si vuole dare diciamo un valore completo con tutte le varie qualità del legname estraibile. Si parla molto di filiera del legno, è possibile che venga ripristinata? È una domanda difficile, ma io spero di sì, anzi noi lavoriamo con piccoli proprietari forestali, con la cooperazione, con l'associazionismo e con le imprese boschive del posto per far ciò di riprendere una certa filiera anche con prodotti innovativi, come per esempio abbiamo appena attuato una misura del PSR per la produzione di carbonella da castagno certificato. L'importanza dell'associazionismo. L'associazionismo è molto importante nell'ambito forestale italiano, infatti come ben sappiamo nel settore le superfici sono lottizzate in piccolissime, minutissime superfici catastali, a volte di proprietari che non si possono difficilmente recuperare, e l'associazionismo vuole diciamo, riunire tutti questi proprietari e dare un senso alla pianificazione forestale e quindi agli interventi stessi che si possono svolgere all'interno del bosco. Un messaggio positivo sotto questo profilo viene anche dal tentativo che viene fatto dal Consorzio Legno Veneto. Sì, il Consorzio Legno Veneto è importantissimo perché io penso sia l'unica realtà almeno nel nord-est o nel nord Italia che riunisce tutti i soggetti della filiera del legno, quindi dal piccolo proprietario arrivare alla grande falegnameria che può diciamo, contribuire alla valorizzazione del legname, quindi viva il Consorzio! Dove il legno ancora vive, in Cansiglio, dove andiamo a conoscere Oscar Azzalini, di padre in figlio, il lavoro nei boschi. Anche mio padre faceva questo mestiere, ha iniziato lui, poi lui purtroppo si è fatto male quando io ero ancora giovane, a 22 anni, e dall'età di 23 anni mi sono iscritto alla Camera di Commercio, quindi sono già 36 anni che sono iscritto alla Camera di Commercio come lavori boschivi. Quanto impegnativo è questo lavoro? Il lavoro è molto impegnativo, per fare questo lavoro bisogna avere anche una grande passione per il bosco, per fare questo tipo di attività bisogna essere interessati non solo
dal punto di vista economico, perché se si guarda solo dal punto di vista economico, se noi prendiamo un economista e facciamo fare i conti, dopo 3 secondi chiude subito la pagina. Qui bisogna avere passione, bisogna avere la voglia di fare questo tipo di lavoro, e chi ce l'ha può andare avanti, altrimenti no. Che cosa ci vorrebbe perché questo mestiere fosse più remunerativo, cioè che rendesse di più? Bisognerebbe che il prezzo ci possono essere 2 o 3 opzioni. Una, che il prezzo del mercato del legname salga, ma questo è ben difficile perché è il mercato, ormai è il mercato globalizzato europeo mondiale che fa il prezzo. Ci dovrebbe essere da parte dei politici maggiore attenzione verso questo e incentivi. Io vedo che in Austria, benché dicano che siamo nella comunità europea e non si possono fare certi incentivi, in Austria hanno una politica completamente diversa, loro la selvicoltura ce l'hanno al primo posto e vanno avanti, le imprese vanno avanti in maniera molto migliore delle nostre, questo non ci piove. Si può ripristinare, o come si potrebbe ripristinare, la filiera del legno completa? La filiera del legno si può ripristinare, sempre si può migliorare, di sicuro in questi ultimi 20 anni ha perso diverso valore, si può ripristinarla, sì, ci vuole fare un grosso lavoro di squadra a partire da tutte le parti, le componenti, incominciare dai proprietari di boschi, che qui ne abbiamo, qua da noi nel Veneto è un problema grosso perché è molto frammentario, ci sono dei comuni, ci sono i REU, ci sono privati, ci sono regionali, poi di che bisogna mettere insieme le imprese boschive che sono un anello quasi fondamentale, e dopodiché si parte, si va alle segherie fino a portare il prodotto finale. Si può ripristinare, sì, però bisogna lavorare. Che cosa è cambiato con Vaia? Con Vaia che cosa è cambiato lo vedremo fra un po' di anni, che cosa è cambiato di preciso. Per adesso è cambiato che il bosco è stato distrutto in certe zone parecchio, in certe zone quasi niente. Le imprese boschive è cambiato poco perché lavorano sempre. Il prezzo del mercato è inutile dirlo, quello è andato giù notevolmente e dal punto di vista economico non è che si guadagni assolutamente di più, anzi con il rischio che c'è a fare questo tipo di bosco economicamente non è che sia vantaggioso. Cambierà probabilmente in futuro, che almeno questa è la mia idea. Adesso stanno cercando manodopera, imprese specializzate, e poi fra un po' di anni vorrei che però lo sostenessero queste imprese, perché c'è il pericolo che ci sia meno lavoro, per cui adesso le imprese prendono macchinari, fanno spese enormi e poi fra qualche anno si dimenticano tutti di noi. Questa è la paura che ho io. La sicurezza nel vostro lavoro è importantissima oggi. La sicurezza è importantissima perché il nostro lavoro è sempre pericoloso. Qui su questo tipo di bosco adesso dopo Vaia è aumentata la pericolosità in modo esponenziale. Per fortuna abbiamo, per quello che conosco io, i miei colleghi che vedo, siamo quasi tutte imprese serie e mettiamo per forza, chi fa questo lavoro dobbiamo mettere e mettiamo al primo punto la sicurezza, altrimenti non vai lontano su questo tipo di lavoro. Dove il legno ancora vive. A Vigonza, dove andiamo a conoscere l'azienda Bozza SRL, specializzata nella realizzazione di edifici in legno. Allora, questa azienda nasce nel 1956 da mio padre e mio zio,
Giuseppe e Rino, che provenienti da un'altra azienda sempre di famiglia nel settore del legno, avevano fatto prima attività di segheria e sono venuti qua ad aprire un'attività di carpenteria a Vigonza praticamente, quindi dal 1956 siamo operativi in questo settore. Ci occupiamo prevalentemente della carpenteria in questa azienda di tetti, restauri, solai e quello che riguarda la carpenteria in legno. Abbiamo aperto un'altra unità locale nel 2006 a Villa Marzana, a Rovigo, dove ci occupiamo invece del settore case in legno. E questo settore come sta andando? Il settore delle case in legno in questo momento è invaso da una miriade di aziende che si definiscono costruttori di case in legno, che però non hanno nessuna capacità di produzione e si riforniscono di prodotti già semilavorati dall'Austria e dalla Germania e fanno solo attività di montaggio e di commercializzazione. Quali sono le problematiche maggiori? Proprio per questo motivo molta mancanza di professionalità, perché un'azienda che si occupa solo della parte commerciale ha come obiettivo finale solo la vendita e il guadagno, mentre un'azienda produttrice deve rimanere nel settore e deve comunque curare anche, implementare sicuramente anche l'aspetto di formazione e di innovazione nel settore. Qual è il futuro del settore legno? Il futuro del settore legno in generale si prospetta come un futuro roseo, perché il legno è l'unico materiale che cresce in natura e quindi si può utilizzare senza problemi e con discreta ricrescita, mentre altri materiali tipo acciaio, tipo cemento armato vengono a impoverire il nostro mondo. Il legno è in continua crescita e quindi si può sicuramente continuare a usarlo senza problemi. Parliamo del progetto Corwood. Noi all'interno del progetto Corwood abbiamo tre filoni principali. Un filone riguarda un prototipo per un edificio polivalente, quindi un edificio assolutamente nuovo in Italia e vorrei dire quasi nel mondo. È un edificio che si adatta alle esigenze di chi lo abita, quindi si può espandere, si può restringere e il tutto con un elevatissimo comfort abitativo. Il secondo progetto riguarda la realizzazione di edifici anche di carattere emergenziale e comunque edifici minimi per la terza età, da dedicare a tutti i centri di ricovero per anziani che hanno bisogno di effettuare dei lavori e nel frattempo di ricollocare gli ospiti. Il terzo progetto riguarda una maggior sicurezza sismica in edifici esistenti, dove andiamo a realizzare un involucro all'interno di un edificio esistente di carattere storico senza modificare tutto l'aspetto esterno di pregio e rendendolo antisismico proprio senza modificare l'esterno. Avete anche una collaborazione con l'università? Certo, collaboriamo con l'Università di Padova, di Verona, di Venezia, con ingegneria, con fisica tecnica, con architettura e con la domotica per questi progetti. Dove il legno ancora vive, a Sant'Antonio Tortal, dove andiamo a conoscere l'azienda Brancher Legnami. La Brancher è un'azienda storica che è iniziata circa 60 anni fa con mio padre. Dal 1988 sono inserito in azienda e abbiamo iniziato un percorso di ampliamento e specializzazione nel settore del legno. Siamo passati dalla piccola segheria a una segheria di sempre piccola ma di medie dimensioni e ci siamo specializzati nella carpenteria in legno
in strutture in legno importanti, e siamo arrivati oggi alla terza generazione anche con mio figlio Stefano, dove assieme a 10 dipendenti riusciamo a coprire un mercato della carpenteria a livello, diciamo, interregionale. E nel frattempo abbiamo implementato la nostra azienda con dei macchinari importanti a livello tecnologico e l'inserimento di un nuovo brand, Forwood, che si è specializzato attraverso l'esperienza di anni nella costruzione di edifici in legno a basso consumo energetico. È questa dunque la nuova frontiera del settore legno? La nuova frontiera del settore legno direi proprio di sì, perché questo sistema costruttivo in legno, pur essendo storico, in Italia non ha mai avuto un grosso insediamento, però negli ultimi anni i numeri sono positivi, abbiamo una costruzione molto veloce, a secco, gli edifici diventano piacevoli come ambiente a viverci dentro, abbiamo il legno che è un legno che non inquina sostanzialmente, e nel frattempo abbiamo anche implementato, come ripeto, con dei macchinari specifici per creare delle strutture in kit dove possiamo intervenire in cantiere in maniera veloce. Oltretutto abbiamo anche investito molto in know-how, in ufficio tecnico, inserendo delle persone capaci, ingegneri e geometri, per cercare di dare un pacchetto al nostro cliente professionale. La filiera del legno veneto. Andiamo incontro adesso a un argomento molto molto complesso. Secondo me la filiera legno veneto deve essere rivista, in special modo con quello che è successo a fine ottobre con la catastrofe Vaia. Secondo il mio punto di vista deve essere rivista, ma rivista in positivo, perché abbiamo bisogno di creare una filiera, ma abbiamo bisogno anche di formare delle persone competenti in materia, perché il mercato la richiede. E qui a Belluno diventa molto difficile, pur essendo un paese di montagna che vive in mezzo ai boschi, abbiamo la difficoltà ad oggi avere delle persone capaci e professionali da inserire nelle nostre aziende. Il problema è essenzialmente di competenze e professionalità, non tanto di riuscire a creare un circuito virtuoso ed economicamente vantaggioso per sfruttare appieno le possibilità date da questo settore. La prima lavorazione in Veneto non ha dei poli produttivi così grandi per competere con i poli produttivi dei nostri confinanti austriaci piuttosto che tedeschi. Pertanto a livello produttivo come prima lavorazione noi abbiamo un handicap che è notevole, mentre secondo me nelle realizzazioni, nelle seconde lavorazioni, nelle finiture, secondo me abbiamo un potenziale alla pari, se non anche migliore. Che cosa è cambiato dopo Vaia? Ma il costo del legno di bassa qualità sicuramente ha avuto un calo abbastanza incisivo, però il legno di buona qualità più o meno è rimasto invariato. Prospettive per il futuro del settore legno? Le prospettive non possono essere che rose, essendo un imprenditore del settore legno al quale io credo in questo settore. Secondo me un buon marketing, un buon inserimento anche sui mercati non solo nazionali ci può dare delle buone soddisfazioni nei prossimi anni.
Dove il legno ancora vive, a Vigo di Cadore, dove andiamo a conoscere l'azienda Fausti Legnami. L'azienda nasce nel 1965, il fondatore è il signor Angelo Fausti, che poi ha lasciato in mano ai suoi 3 figli l'attività. Loro si sono specializzati adesso soprattutto nella fornitura e posa in opera di grosse e piccole strutture di carpenteria lignea. La prima lavorazione, la segheria, non è più remunerativa. Sì, certamente. Una volta il lavoro era diverso, la richiesta era diversa, adesso siamo passati a una carpenteria specializzata, a controllo numerico, il cliente è sempre più esigente e vuole il prodotto sempre più finito e stiamo cercando di dare proprio questo al nostro cliente. Altre lavorazioni oltre la carpenteria? Case a telaio, case prefabbricate in Ixlam, rustici in legno, tettoie, tutto quello che riguarda, diciamo, la filiera del legno come fornitura e posa e vendita legnami. Il futuro del settore dunque può essere nelle case in legno? Sicuramente è una grossa potenzialità che ha la zona come fornitura di materiale direttamente. È una casa comunque sostenibile, ha costi di produzione e di posa possiamo dire anche leggermente diversi da una casa in muratura e il legno resta sempre comunque un materiale sostenibile che può aiutare la zona a crescere. Da dove proviene il legname che lavorate? Ma ci riforniamo soprattutto in Nord Italia e il legname industrializzato, diciamo, bilame e lamellare, proviene comunque prevalentemente dall'Austria. Che cosa ha comportato per voi Vaia? Sicuramente ha portato del lavoro in più nelle 3 settimane successive, perché ha portato molto scompiglio sui clienti privati, sulle aziende direttamente. Ha scoperchiato un po' di tetti, ha portato molta difficoltà nell'organizzazione del lavoro. Filiera del legno veneto, è possibile? Ma l'idea è molto interessante, perché partendo magari dal piccolo privato, andando ai consorzi di legname, potrebbe essere interessante una fornitura diretta proprio da questi soggetti fino alla produzione in azienda che sicuramente potrà portare dei vantaggi sia al privato che all'azienda che alla zona in sé, insomma. Dove il legno ancora vive, a Castelgomberto, dove incontriamo l'azienda FBE Wood Living, specializzata in case in legno. La nostra azienda nasce nel 1980, papà ha deciso di costruire strutture in legno e poi noi ragazzi lo abbiamo seguito. Parte nell'80 facendo scuderie per cavalli, poi però l'evoluzione è stata verso strutture più complesse con il sistema blockhouse, che è il sistema di incastro. Stiamo attualmente ancora costruendo parecchie strutture in blockhouse, ristoranti, case, abitazioni. Dal 10 anni fa ci siamo evoluti facendo strutture, comprando un impianto, l'unico impianto che c'è in Italia di sistema MHM. MHM è questa che vedete, è una parete massiva senza colle, proprio perché noi, venendo dal sistema blockhouse, volevamo avere soprattutto il legno come materia. La parete poi viene finita con cappotti in materiali naturali come la fibra di legno, il sughero oppure la calcecanapa, proprio perché la parete diventi massiva, traspirante.
Ovviamente queste pareti hanno la capacità di essere assolutamente in grado di soddisfare quello che sono le volontà attuali del mercato delle costruzioni in legno, per cui sismicità, capacità, grande risparmio energetico. Qui abbiamo soprattutto il concetto massa che è fondamentale nelle costruzioni in legno. Contrariamente a quanto si possa pensare, parlare di legno nelle costruzioni è parlare di alta tecnologia d'avanguardia. Il legno è altamente tecnologico. Voi dovete pensare che la muratura vive ancora della situazione intanto del tempo, se piove non si lavora in cantiere, non si può gettare il cemento, si costruisce ancora con un mattone uno sopra l'altro manualmente. Il legno invece è completamente prefabbricabile, lavoriamo con progettazioni altamente tecnologiche, una progettazione e una costruzione di altissima precisione e qualità. Questo porta il fatto anche che con il legno si fa la famosa casa prefabbricata, che vuol dire fatta in azienda, e sul posto si riducono assolutamente i tempi di costruzione. Una casa in legno, classica casa a 2 piani di 150 metri quadri, viene costruita finita chiavi in mano dai 4 ai 6 mesi. La casa in muratura minimo ne impiega 1 anno e mezzo. Parametriamo i costi con le costruzioni classiche in muratura. Attualmente ormai siamo arrivati ad avere dei costi abbastanza simili alla muratura, tenendo conto però che sul legno abbiamo una qualità assolutamente superiore. I vostri prodotti. Allora, partiamo intanto dal sistema Blockhaus o Blockbau, questo poi dipende se viene utilizzato il tedesco o l'inglese. Questo è il sistema tradizionale, noi qui non abbiamo brevetti speciali, però per esempio qui vi faccio vedere il sistema della doppia parete, che è solo nostra, e poi anche dell'ingegnerizzazione che ha una parete del genere, perché per esempio qui vedete, qui vado ad incastrare una tavola per farvi vedere il sistema di incastro. Qui vedete abbiamo la foratura per gli impianti, per il sistema di impianti, e questo lo si può fare solo con macchine ad altissima tecnologia e con una progettazione molto precisa. Qui invece vi parlo di questo nuovo sistema New Entry dell'ultimo anno, fortunatamente con il progetto Corwood coordinato dal Consorzio Legno Veneto e un finanziamento della Regione Veneto, siamo riusciti a certificare e a comprare l'impianto di questo solaio o parete che si chiama PHE. PHE vuol dire è un profilo, è un pannello in pratica fatto tutto di tavole senza colle con un piolo in faggio. Qui si possono fare solai, tetti, pareti, strutture di grande luce, è un sistema molto sostenibile e molto high tech, molto moderno. Perché dunque una casa in legno? Perché costruire con il legno vuol dire poter abitare un ambiente sano, un ambiente che ci fa bene, un ambiente che ci porta a equilibrio. Dove il legno ancora vive, a Borgo Salagona, a Vigo di Cadore, dove andiamo a conoscere un'azienda proprietaria di boschi, la Selvicoltura della Luna e del Sole. Sono Stefano Faccini e sono un proprietario di boschi che nel 2004 ha deciso di cambiare la propria vita. Io svolgevo una professione in pianura, Venezia, e innamorato della montagna e avendo la fortuna di avere
una casa a Vico di Cadore, ho acquistato dei boschi e ho deciso di coltivarli alla Cadorina. Quali sono state le prime difficoltà a cui è andato incontro? È paradossale, perché le prime difficoltà sono state nel confrontarmi con chi aveva sempre gestito il bosco nel modo corretto e cercare di far capire che io avrei voluto gestire il bosco come si gestiva una volta. Oggi come conduce la sua attività di selvicoltore? Nel cercare di essere oculato, nel non fare i passi più lunghi della gamba. La passione ti porterebbe a fare subito quelle cose. Io nei miei boschi ho la possibilità di ricostruire delle vecchie baite che c'erano e con la funzione di renderle strumento per chi lavora il bosco e strumento di divulgazione come fattoria sociale delle tecniche, di quello che è l'ecosistema, di quello che è l'equilibrio di un bosco sano, per cui ci vogliono investimenti. Poi sono boschi tra i 1000 e i 1600 metri che sono raggiungibili solo attraverso vecchie piste che, se anche sono pubbliche, erano strade di liode. Quindi la difficoltà di organizzare un percorso che sia consono ad una tecnica gestionale forestale e con tutte le problematiche, trattandosi poi di territori in Natura 2000, in zone che hanno dei vincoli di protezione ambientale. E le difficoltà sono tantissime, a cui si è aggiunta adesso poi il disastro Vaia e la necessità di provvedere al più presto a sgombrare necromasse che potrebbero essere innesco di... Le difficoltà sono tantissime, ma non sono solo mie, sono di tutti quanti. La mia intenzione è proprio quella, attraverso il consorzio, di dar voce a tutti i proprietari forestali perché siano più consapevoli della ricchezza che hanno, perché oggi come oggi un bosco cadorino, un bosco dell'Alto Veneto è veramente un grande valore, perché è un qualche cosa che si può dire essere quasi unico. Quindi la scelta di entrare nel consorzio Legno Veneto è una scelta anche in qualche modo favorita dalla volontà di riaffermare quanto importante sia anche questo anello della catena del legno. Valorizzare il legno veneto vuol dire valorizzare il bosco veneto, ma valorizzare il bosco veneto come un qualche cosa che si automantiene, si autogenera e si autotutela, perché un bosco sano non ha bisogno di interventi fitosanitari, non ha bisogno perché si autodifende da solo. Quindi il gestore del bosco, il proprietario del bosco, colui che opera nel bosco e chi valorizza il risultato del bosco in quanto legno, deve essere in un contesto che parte da una corretta gestione del bosco. Viene da dire che è l'occhio del padrone del bosco che garantisce quella rendita che è meglio di un conto corrente, meglio di un deposito in banca, perché la crescita di massa legnosa che generalmente un bosco sano ha si aggira sull'ordine del 2% annuo e quindi vuol dire che ogni 5 anni si può tagliare il 5% del bosco senza depauperare il bosco e quel 5% è un'ottima rendita nel momento in cui il legname è buono ed è di qualità e c'è un buon mercato.
Dove il legno ancora vive. A Farra di Soligo, dove andiamo a conoscere l'azienda Mantese Legnami, specializzata nella lavorazione e messa in opera di tetti in legno, porticati e pompeiane. Siamo un'azienda che è partita 3 generazioni fa con nostro nonno. I genitori e i miei e del mio socio hanno portato avanti l'attività, sviluppando l'attività di segheria, e poi negli ultimi anni, partendo dagli anni 80, hanno sviluppato fortemente l'attività della carpenteria e della costruzione dei tetti, attività che attualmente è quella che ci impegna al 100% nel nostro lavoro, nella nostra produzione. Facciamo tetti in legno, commercializziamo legname per l'edilizia e una piccola parte di materiale per la falegnameria e per lobbistica. Così. Comunque la centralità del lavoro è sulla costruzione di strutture in carpenteria di legno. Quali sono le essenze che lavorate? Ma principalmente l'abete per la carpenteria, una discreta quantità di larice, ci forniamo anche di legname e di castagno per appunto fare costruzione e fare carpenteria, ma il 95% del lavoro è concentrato sull'abete. Cerchiamo anche di avere un occhio di riguardo verso la filiera corta dell'abete, in maniera di procurarci materiale di provenienza il più possibile regionale o comunque di aree molto ristrette rispetto alla nostra. Avete risentito della crisi dell'edilizia? Beh, sicuramente, come un po' tutti, abbiamo risentito della crisi. Fortunatamente abbiamo un bacino di clientela storicizzata come imprese, soprattutto di piccole entità, che hanno avuto fiducia in noi e ci hanno sempre dato da lavorare anche nel periodo, diciamo, della crisi. Può ritrovare energia e redditività la filiera del legno? Beh, sicuramente negli ultimi tempi si vede un maggiore interesse verso la materia legno come materia naturale nell'arredamento, nelle finiture, e si vede che il cliente finale accetta molto di più il legno per quel che è, come materiale con i propri pregi e i propri difetti. Infatti vediamo tutto questo arredamento con il legno non più di primissima qualità, ma di una qualità naturale, diciamo rustica, e questa mentalità porta sicuramente a un utilizzo maggiore di materiale, a sviluppare nuove idee e probabilmente, con la fantasia che ci troviamo qua nella zona per quanto riguarda la lavorazione del legno, porterà sicuramente dei vantaggi. Dopo la tempesta Vai e la quantità enorme di piante a terra, è cambiato qualcosa? Beh, in linea di massima no. Nel senso, abbiamo trovato più disponibilità di materia prima, abbiamo trovato tempi più brevi per certi tipi di approvvigionamenti, sicuramente nel mercato del tronco, nel mercato base, diciamo, c'è stato un po' di vantaggio per certe tipologie di materiale. Adesso si sta facendo ancora la selezione delle materie in base alla qualità, e quello sicuramente darà una maggiore remuneratività a chi può sfruttarle bene, insomma, chi può gestirle con oculatezza. Dove il legno ancora vive. A Montecchio Maggiore ad Alte Ceccato, dove incontriamo l'azienda Montagna Fratelli SRL, una segheria specializzata in segati di latifoglia nobile ad altissima qualità per prodotti di nicchia.
Noi altri sono oltre 50 anni che siamo sulla piazza, che siamo sul commercio del legno e l'evoluzione è stata veramente anche repentina, d'accordo? Siamo partiti con un movimento così familiare, di piccole movimentazioni e poi sempre con l'aiuto del padre, è stato lui che ha fondato l'azienda, siamo cresciuti così nel tempo. Come sta andando il lavoro? Diciamo, non vogliamo essere pessimisti, stiamo ancora lavorando discretamente. Abbiamo sentito un po' la crisi, poi grazie a certi lavori che ci sono aperti abbiamo un po' sviluppato e integrato quello che è venuto a mancarci dalla falegnameria, dalla carpenteria e pavimentisti, sono quelli che ci sostengono oggi come oggi. E poi il commercio in genere, quindi le relazioni con commercianti, con i tranciatori. Quali sono le difficoltà del vostro lavoro? Beh, anche a reperire anche del materiale, okay? In modo particolare del materiale buono. Veramente stanno diminuendo le essenze di un tempo, quindi non abbiamo più tipo il ciliegio, tipo il noce, ma comunque poi la difficoltà burocratica è la prima che veramente ci sta attanagliando, perché tra tasse, super tasse e via dicendo, veramente dobbiamo fare i miracoli per stare in piedi. Questo è un noce nazionale, addirittura della nostra zona, quindi è un noce di colore molto apprezzato, in modo particolare già da qualche anno, che da 10 anni era un po' andato in disuso. Preferivano il noce biondo, adesso si è capovolta la situazione, solo che di noce così, di colore, se ne trova dalle nostre parti molto poco. Quindi bisogna andare forse in Serbia o quelle zone, in Pakistan e quei paesi là per trovare oramai sto noce qua. Poi oltre a questo abbiamo i cedri, gli olmi, le rovere, il tiglio e il castagno, quindi il castagno dei Dolomiti, molto buono ancora. E poi ulivo, abbiamo segato una bella partita di ulivo di diametro e anche come lunghezza molto buono. Cosa si potrebbe fare per ridare vitalità e corretta remunerazione alla filiera del legno? Ci vorrebbe non dico una frenata, ma che la gente tornasse, dopo aver visto l'insuccesso di quei mobili lì, perché è un insuccesso, spendi poco mai poco, di ritornare al mobile massiccio, al mobile di una volta. Durava anche nel tempo, spendi qualche cosa in più, però hai un mobile che intanto lo gusti. Se uno va a mettere un mobile come una volta di ciliegio, di noce, di olmo, via dicendo, hai un quadro in casa, hai una cosa sempre bella da vedere e da gustare. Quindi ci vorrebbe far crescere ancora l'artigianato.
dove il legno ancora vive. A Padola, in Comelico, dove andiamo a conoscere l'azienda Nova Legno, specializzata nella produzione di semilavorati in legno. La Nova Legno nasce nel 1982 a Santo Stefano di Cadore, prendendo in locazione una vecchia segheria già operante in quel posto. Nell'87 si trasferisce nell'attuale sede dalla quale parliamo, a Padola, in comune di Comelico Superiore, allargando i volumi di produzione. Fino al 1993 rimane esclusivamente un'attività di prima trasformazione del tronco. Successivamente, per alcune difficoltà nate anche nei rapporti con le istituzioni locali, che non hanno consentito un'espansione logica dell'attività, si è trasferita con buona parte della produzione in provincia di Udine, dove ha stabilito poi la sua sede legale. È rimasta comunque sempre operativa e attiva la sede originale di Padola. Dal mondo della prima lavorazione, della segheria, dal 93 appunto si è trasformata per gran parte in produttrice di semilavorati di legno, usando il metodo della giunzione a pettine, finger joint così definita sul mercato. Ha trovato un crescendo continuo di volumi e di fatturato, per arrivare ultimamente ad avere una trentina di collaboratori e sviluppare un fatturato di circa 6 milioni di euro previsti nel 2019, contro un volume di materiale trattato pari a circa 22-23 mila cubi segati trattati in un anno di produzione. La casa in legno. Sicuramente la casa in legno è uno dei pochi argomenti che attualmente commercialmente consentono di fare una pianificazione pluriennale per un'azienda che nascesse, e soprattutto ha il pregio di aggiungere valore aggiunto all'unico bene che abbiamo, se parliamo di provincia di Belluno, di Veneto in particolare e di foresta, che è il tronco. Dovremmo orientarci alla casa in legno anche per questo motivo di principio, quello di aggiungere valore e non di svendere questo valore vedendo il nostro legno che passa oltre confine, perché mancano le strutture in grado di provvedere per volumi e per masse trattate ad questa prima lavorazione, diciamo, le segherie in buona sostanza. C'è un prima e un dopo Vaia, anche per voi? Vaia per noi, al di là della sorpresa in queste zone, non è in assoluto una sorpresa, in quanto abbiamo vissuto la stessa situazione nel caso di Lothar, che è stato il più grosso degli uragani che hanno investito l'Europa all'inizio degli anni 90 e dove i volumi erano notevolmente superiori. Non erano nella nostra zona queste situazioni, erano nella Bassa Germania e nell'Alta Austria, però già avevamo interpretato momenti come questi. Cosa hanno comportato? Una flessione delle quotazioni sul mercato in acquisto, ma purtroppo il mercato si autoregola e quindi a catena anche le quotazioni successive presso la nostra clientela risentono oggi come oggi, e questo non è un bene, perché a parità di costi è più difficile raggiungere i livelli di fatturato che ci si presuppone di raggiungere. È possibile ritrovare la filiera del legno? La possibilità c'è, l'importante credo sia concepirla rappresentando dei volumi e delle realtà di trasformazione, realtà artigianali o industriali che siano in grado di reggere il mercato. In Vallata abbiamo delle dimostrazioni di come si possa immaginare la forestazione o le attività di prima lavorazione del bosco in maniera coordinata e per volumi tali da giustificare di investire in quella direzione. Anziché avere 100 piccoli artigiani con 100 motoseghe, è
è nata una realtà o più realtà che hanno inteso invece questa attività in maniera compatibile con i costi che si affrontano. In quella direzione bisognerebbe andare anche per la seconda lavorazione, quella delle segherie, con il presupposto che i proprietari forestali facciano parte integrante di questa catena, e prima ancora dei proprietari forestali che ci fosse una politica forestale che garantisce i volumi che a valle poi consentono la gestione economica degli anelli successivi della catena, in modo tale che il valore che deriva da questa catena rimanga come giustificazione, diciamo, dell'azione di tutti. Questo anche con benefici infallibilmente dimostrati sotto profilo ambientale, sotto profilo dell'occupazione, sotto profilo della permanenza sul territorio, sotto profilo ogni buon argomento supporta un tipo di scelte, anche se la prima fase sembra dal punto di vista economico non essere rappresentata come positiva. Fino alla segheria, la sola segheria non riesce ad essere positiva economicamente. Se aggiungiamo lo sfruttamento della frazione energetica, e qui ritorna di attualità l'aspetto ambientale, se aggiungiamo la produzione di semi lavorati, se aggiungiamo la commercializzazione della casa di legno, è un esempio, cioè di un prodotto finito addirittura, abbiamo creato una catena del valore che giustifica il tutto. Dove il legno ancora vive. Tra le regole del Comelico andiamo a conoscere quella di Costa. È un'istituzione millenaria e una volta queste valli vivevano dal peggio e si saliva dalla bassa, diciamo. Venivano qua a alpeggiare e poi ritornavano, come è successo qua nella Val Visdende fino a 40 anni fa, d'inverno era disabitata. Poi i marighi, che sarebbero i capiregola, che adesso li chiamiamo caporegola, si chiama marigo, hanno fatto dei laudi talmente lungimiranti che se si legge ancora tutt'oggi i laudi dicono Madonna, ma questi avevano visto lontano, oppure le esigenze li portava a questo. E le regole sono state riconosciute poi dalla regione, dalla legge nazionale, e in Comelico sono 16 regole e abbiamo quasi il 90% del patrimonio boschivo. Se il patrimonio boschivo, e se voi vedete il Comelico così com'è, è grazie alle regole e ai laudi, dove è inalienabile, indivisibile, perché sennò uno negli anni 60 che il legname valeva 1 metro cubo, 15 giornate di un operaio, uno avrebbe fatto i soldi, avrebbe venduto, tagliato, deturpato. Abbiamo ancora un vincolo che un giorno andrà rivisto anche in regione. Noi possiamo utilizzare solamente circa il 30% della ricrescita annuale e è una cosa che ci penalizza molto, perché è l'unica entrata che hanno le regole, perché bisogna considerare che le regole danno un sussidio al regoliere che costruisce casa, danno contributi agli studenti che vanno all'università, danno legna da ardere ai propri cittadini, fa delle funzioni sociali, non è un SPA che fa profitto e basta. Quindi sono cose da rivedere, però la valle è ancora bella e secondo me la valle sarà il futuro del turismo fra
fra un po' di anni questo sarà il futuro. Pace, tranquillità, tanta natura, tante passeggiate. La Regola di Costa è tra gli enti che sono parte del progetto Corwood. Il progetto Corwood è un progetto gestito dalla Regione Veneto e sostenuto da fondi europei di fatto, ed è un progetto che tende a rivitalizzare una filiera del legno. Si lavora a più livelli, dalla ricerca pura con l'Università di Padova e altri soggetti, diciamo così, tecnici, alle parti economiche con l'Università di Verona. Ci sono vari partner, come si diceva, un partner è anche la Regola di Costa. La Regola di Costa ha aderito a questo progetto facendo parte del Consorzio Legno Veneto e si è messa in gioco su questa progettualità nel cercare di capire quali potevano essere delle piste anche virtuose per aggregare effettivamente i proprietari del patrimonio boschivo, che sono le regole, e far sì che da questa aggregazione nascesse una realtà di impresa, un consorzio forestale fra regole, con la possibilità di allargarsi non solo nella gestione del legname come storicamente si è sempre fatto, ma eventualmente anche ad altri comparti economici, stringendo relazione anche di rete di imprese con altri soggetti, dall'agricoltura al turismo e tutto quello che è il mondo produttivo e presente economico del territorio comigliano, che però appunto potrebbe ripartire mettendo al centro, diciamo così, questo capitale fisso che è questo patrimonio boschivo incredibile. Quali sono i primi risultati conseguiti da questa azione? I primi risultati innanzitutto sono quelli di aver aperto questa possibilità alla concretezza, diciamo così, nel senso che il consorzio come realtà possibile e potenziale è vista e vissuta in questo momento da 12 regole su 16 che vengono a degli incontri. Abbiamo fatto incontri pubblici e anche chiusi, diciamo così, tavoli tecnici per risolvere una serie di faccende. Siamo arrivati a produrre un business plan per questo consorzio che sta in piedi, e questa è la cosa positiva. Le regole quindi di conseguenza si sono convinte, alcune di queste hanno già deliberato in assemblea, altre lo stanno per fare. Siamo in fase di costituzione, in questa fase anche di uno statuto che è condiviso da tutti. In questo momento abbiamo elaborato l'oggetto sociale, che è un po' il centro, il cuore dello statuto, e per il resto anche con Federforeste e col Diretti stiamo collaborando nella definizione migliore degli articoli del resto dello statuto, che deve stare in piedi bene dal punto di vista sia legale che in generale. Dal legno oltre il legno. La cosa bella di questo è che, partendo direttamente da quello che è il materiale primario di cui abbiamo parlato, che è appunto il legno, viene voglia di ispirarsi in una logica anche un po' simbiotica, come il bosco di fatto è, con tutta una serie di elementi e di equilibri che esistono all'interno del bosco, prendere ispirazione in qualche modo dai valori intrinseci del bosco stesso, che il bosco stesso ci racconta, e ispirarci anche come comunità. Quindi questo consorzio sicuramente potrà essere una realtà aggregata fra regole, ed è già un valore aggiunto rispetto a prima, che si procedeva in maniera separata e divisa, ma ancora di più il consorzio vuole legarsi al resto del territorio, costruendo ponti di relazione e reti di imprese e opportunità per più settori, e quindi in qualche modo sì, ci sarà una sorta di biomimesi in qualche maniera. Da questo territorio impareremo molto e da lì inventeremo un futuro. Dove il legno ancora vive, ad Alpago, dove andiamo a conoscere la Fratelli Saviane SRL, storica azienda bellunese specializzata nelle lavorazioni del legno. L'azienda nasce nel 1945, quindi oggi siamo alla terza generazione praticamente, e nasce nel territorio, si faceva impresa boschiva e prime lavorazioni sul legno, perché
appunto ripeto, dal 1945 si trattava più che altro di prendere il tronco e fare i primi tagli, insomma. Qual è stata poi l'evoluzione? L'evoluzione nel tempo è stata continuare nel fare le lavorazioni dapprima le più semplici, come cominciare a fare le piallature sulle travi, le teste, fino agli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, cominciare a fare anche le lavorazioni in stabilimento per preparare i travi al cantiere. Adesso lavoriamo con le ultime tecnologie, quindi i tetti vengono pretagliati dopo aver fatto un disegno tecnico esecutivo per velocizzare la posa e preparare, ottimizzare, diciamo, i vari elementi di cantiere. Qual è il vostro prodotto ad oggi più importante? Noi siamo ancora una segheria, quindi facciamo ancora le prime lavorazioni sui tronchi, sia per quanto riguarda prodotti di imballaggio che prodotti con valore superiore, quindi spigolati di abete certificati, e commercializziamo e lavoriamo il lamellare certificato che va a coprire buona parte delle strutture in legno che si vedono al giorno d'oggi, insomma. Quindi case in legno? Noi facciamo anche case in legno, tetti in legno, solai su misura, perché tutte le nostre realizzazioni vengono prima progettate con un disegno in tridimensionale dedicato al legno. Noi facciamo l'esecuzione, quindi non siamo uno studio tecnico, però andiamo ad eseguire quello che è la fornitura e completiamo anche con la posa in opera in cantiere di tetti in legno e anche case in legno, quello che richiede adesso il mercato. Che tipo di lavorazione effettuate sulle case in legno? Allora, dapprima c'è lo studio per andare a fare una struttura a risparmio energetico, quindi curiamo molto bene l'involucro, avvalendoci dei professionisti che sono preparati per questo, e poi applichiamo quella che è la tecnologia moderna per realizzare appunto involucri a risparmio energetico. Qui possiamo vedere uno spaccato di una parete a telaio di una casa in legno. Abbiamo un telaio che noi realizziamo con sempre abete lamellare certificato, poi la parete viene completata con le staffe che vengono applicate già in stabilimento, e gli strati di interno e esterno di OSB che opportunamente chiodati garantiscono la controventatura della parete stessa. Molto importante curare l'attacco a terra, perché è un po' il punto delicato, diciamo, che è importante curare, perché una casa in legno deve essere una casa in legno di qualità. Con questo dettaglio viene curato con le opportune guaine e anche molta attenzione sulla quota di posa della parete. Ci sono dei dettagli che stiamo studiando, che abbiamo studiato con i tecnici per migliorare la qualità della casa in legno. È possibile che rinasca in provincia di Belluno, nella regione del Veneto, una filiera del legno completa? Credo sia possibile, perlomeno sarebbe importante recuperare la filiera del legno e quindi creare dapprima la disponibilità della materia prima, perché noi come segheria abbiamo bisogno del tronco anche di diverse qualità. Se vogliamo fare carpenteria in legno con la filiera del Veneto abbiamo bisogno del tronco di qualità, abbiamo bisogno che le industrie boschive vengano coinvolte e che il tronco rimanga sul territorio.
dove il legno ancora vive. A Legnaro, nella sede distaccata dell'Università di Padova, dove incontriamo il professor Raffaele Cavalli, direttore del Dipartimento Territorio Sistemi Agroforestali. Il comparto del legno veneto è una realtà importante dal punto di vista economico, dal punto di vista degli impieghi, dal punto di vista della produzione. Io credo che sia un settore che debba essere valorizzato e il progetto RIR Corwood è una delle iniziative più importanti per lo sviluppo di questo settore. Si può pensare di ricreare una filiera del legno nel Veneto? Deve essere pensata e realizzata la filiera del legno del Veneto, non solo per la ricchezza di boschi, ma anche per la ricchezza della intelligenza industriale che ruota attorno a questo materiale e diventa una necessità soprattutto anche dopo gli eventi della tempesta Vaia. Quale secondo lei dovrebbe essere la modalità? Cioè ci dovrebbe essere un intervento solo privato o questa è un'economia destinata in ogni caso ad essere supportata? Diciamo che se di supporto pubblico si vuole parlare, questo dovrebbe avere le funzioni di una start-up. Dopodiché comunque il processo deve camminare con le proprie gambe, perché credo che il successo delle iniziative industriali private sia chiaramente importante. È ovvio che per partire ci vuole comunque un'iniziativa sostenuta anche dal pubblico. Guardiamo oltre confine. Nel comparto del legno l'Austria detta legge, anche da noi. Certamente loro hanno, come si può dire, il coltello dalla parte del manico, ma perché ce l'hanno? Perché il loro sistema industriale di trasformazione, l'intero sistema forestale è decisamente diverso dal nostro, perché in quei paesi la cultura forestale permea la cultura della società e quindi è una cosa molto, molto vissuta e di conseguenza tutto quello che viene fatto ha delle potenzialità diverse rispetto alle nostre realtà. Noi dobbiamo fare ancora parecchia strada in questo ambito. Vaia non è stato il primo evento calamitoso per le foreste in Europa, è però un altro segno chiaro del cambiamento climatico. Sì, Vaia è un campanello d'allarme, evidentemente, di cui dobbiamo tener conto, anche se, come ha detto giustamente, non è l'unico episodio, non sarà l'unico episodio. In Europa di questi episodi se ne susseguono in maniera abbastanza frequente e ci sarà senz'altro un prima e un dopo. Perché? Perché Vaia ha scombinato le carte sostanzialmente, dal mio punto di vista. Ha cambiato le dimensioni del mercato, per esempio, da un mercato che prima era regionale o al limite internazionale nel senso tra paesi vicini, adesso è diventato un mercato mondiale e questo ha portato all'interno del settore legno nuovi giocatori, nuovi player che stanno, come dire, scombinando appunto i rapporti. Io credo che sia un'esperienza che serva come un'occasione di cambiamento. Per pensare e attuare in modo corretto un piano di sviluppo del comparto legno sono assolutamente necessarie competenze elevate, quelle che può determinare l'università. Sì, io direi tutto il Dipartimento, ma con tutta la scuola di agraria e medicina veterinaria è indirizzata in questa direzione, nel senso che noi abbiamo proprio la vocazione di formare delle figure professionali in grado di cambiare il settore, di interagire con il settore e di aiutarlo a crescere ed è una funzione secondo me insostituibile sia nel settore agricolo ma tanto più nel settore forestale. Ci vogliono persone preparate per poter fare innovazione. E a proposito di innovazione e ricerca, andiamo in uno dei laboratori del Dipartimento. Sì, sono Pietro Castello, lavoro qui al laboratorio analisi biocombustibili. Questa prova in particolare riguarda l'analisi del potere calorifico della componente legnosa. Insomma. Viene ridotto a segatura il campione, pressata una pastiglia e inserita all'interno del crogiolo. Poi questa componente viene inserita nella bomba calorimetrica con un po' d'acqua chiusa e sovraccaricata di ossigeno tramite questo iniettore. Una volta caricata la bomba d'ossigeno viene inserita all'interno del calorimetro. Vengono impostati alcuni dati nel software, come si può vedere, ad esempio il peso della nostra pastiglia e successivamente avviata l'analisi. Come funziona? La pastiglia che è all'interno verrà fatta esplodere tramite una resistenza elettrica, l'atmosfera all'interno della bomba è sovraccarica d'ossigeno, quindi esploderà. L'acqua contenuta nella camera dove è inserita la bomba aumenterà la temperatura e in base a quanto aumenta questa temperatura verrà poi estrapolato il potere calorifico della componente legnosa.
Dove il legno ancora vive, a Lentiai, dove andiamo a conoscere ciò che dal punto di vista meccanico e delle attrezzature è oggi al servizio di chi lavora nei boschi. Negli ultimi anni è cambiato completamente, parliamo che dagli anni 65 in poi l'operatore forestale aveva in dotazione una motosega e una piccola trattrice agricola con un vericello. Oggi negli anni 2020 sono macchine sofisticatissime che riescono ad abbattere, a tagliare e a caricare la movimentazione forestale con delle macchine altamente qualificate. Con margini di sicurezza molto elevati. Elevatissimi. Sull'abbattimento fatto con la motosega c'è sempre un po' di rischio, diciamo che se l'operatore non è attentissimo, specialmente adesso, ci sono dei problemi abbastanza di sicurezza. Con le macchine di nuova innovazione tipo i forwarder, tipo la battitrice, diciamo che sono su macchine sicurissime. Diciamo che negli ultimi anni è cambiato soprattutto l'evoluzione delle macchine, ma soprattutto il volume di metri cubi che un'azienda boschiva riesce a fare. Vale a dire che fino a 20 anni fa una squadra con 4-5 dipendenti boschiva riuscivano a fare su un anno 2, 3, 4 mila metri cubi. Adesso su una squadretta con queste 4-5 persone non riescono a movimentare e a produrre 12-13 mila metri cubi, non riescono ad andare avanti. Questo sguardo al bosco e a chi lavora nel bosco le ha permesso anche probabilmente di farsi un'idea di che cosa ci vorrebbe ad oggi perché la filiera del legno potesse riprendere ossigeno. Ma io parlo in provincia di Belluno, diciamo che l'anello mancante alla produzione di legname tutto sarebbe una grossa segheria per poter fare la trasformazione del legname nostrano. E secondo lei quali dovrebbero essere gli attori? Dovrebbe esserci anche un intervento della regione o comunque delle istituzioni? Sicuramente a livello finanziario, certamente la regione dovrebbe fare la parte del leone. Non è vero che non sia remunerativo in quanto il legname ha un costo ormai fisso, però il trasformato ha un prezzo abbastanza elevato. Cosa ne pensa del lavoro del Consorzio Legno Veneto? Ritiene sia importante la sua presenza? Sicuramente se il Consorzio riesce a tutelare un prezzo di questo legname per poi poterlo vendere e anche acquistare a un certo prezzo, sicuramente sì. Dove il legno ancora vive, a Legnaro, dove andiamo ad incontrare Giustino Mezzalira, direttore della sezione ricerche agroforestali di Veneto Agricoltura. Veneto Agricoltura gestisce le foreste di proprietà diretta della regione, le foreste demaniali regionali, una per tutte il Cansiglio che tutti conoscono nel Veneto, e quindi prima di tutto è un ente che deve garantire una gestione da buon padre di famiglia di un patrimonio che è di tutti quanti i 5 milioni di veneti. Secondariamente queste foreste sono dei laboratori all'interno dei quali vengono sperimentate, messe in atto, mostrate, trasferite innovazioni nel settore dell'attività forestale. Quali sono dunque i servizi resi al territorio direttamente da Veneto Agricoltura con queste sue competenze?
Uno lo conoscono tutti i nostri cittadini, le foreste demaniali come il Cansiglio, Giazza, il Montebaldo e tante altre sono un grande fuoriporta per la comunità veneta, quindi sono foreste che sono anche molto ospitali, aperte alle visite. Il famosissimo Bramito del Cervo nella foresta del Cansiglio è un esempio per tutte. Dall'altra parte noi cerchiamo di portare a casa soldi difficili da intercettare, per esempio fondi europei con i progetti che noi presentiamo sui programmi LIFE, Interreg, Horizon, e qui spesso collaboriamo col mondo della ricerca. Un esempio è per esempio l'attuale progetto BioDelta 4 che stiamo portando avanti in Cansiglio sulla valutazione e valorizzazione del servizio di conservazione della biodiversità. C'è un prima Vaia e un dopo Vaia. Possiamo considerarlo un punto di partenza per qualcosa di nuovo, forse anche ripristinare, riconsiderare la filiera del legno? Veneto Agricoltura è intervenuta immediatamente dopo Vaia, non fosse altro che perché le foreste demaniali regionali, come tanta parte delle nostre foreste, sono state pesantemente colpite, non in modo così drammatico come in altre parti della regione, ma sicuramente pesantemente. Pensiamo solo al Cansiglio, abbiamo avuto circa 30.000 metri cubi di schianti. Quindi è stata nostra attenzione prima di tutto cercare di esitare il prima possibile, il meglio possibile questo legname. In Cansiglio per esempio abbiamo un progetto molto innovativo con una ditta locale che trasforma i nostri storici antichi faggi in assi del Cansiglio. Ecco, abbiamo cercato di raccogliere quel legname di faggio, non perdere il suo valore e trasformarlo tutto in prodotti ad alto valore aggiunto. Questo l'abbiamo fatto su precisa richiesta della Regione, limitatamente al territorio delle foreste demaniali, anche in questo caso con l'idea che quello che noi abbiamo fatto nel demanio serva da esempio. Ma adesso siamo di fronte all'altra sfida, quella forse meno visibile ma più importante, del dopo. Quindi cosa faremo su quelle superfici, come tratteremo le superfici dopo che avremo terminato l'esbosco, e qui, forti anche del fatto che noi gestiamo i vivai forestali regionali, ci stiamo indirizzando in forte dialogo per esempio proprio col Dipartimento TESAV dell'Università di Padova su quali modelli di forestazione vogliamo ricostruire sui terreni distrutti da Vaia. E dunque sì, la filiera del legno. Assolutamente sì, la filiera del legno, filiera che deve crescere molto, perché ricordiamo tutti che gran parte del legname che questa volta una tempesta straordinaria ha messo a terra non resteranno nel territorio regionale e non daranno valore aggiunto nel nostro territorio, perché ai noi le filiere, pensiamo alle segherie, pensiamo alle reti di teleriscaldamento, mancano dei nodi essenziali per permettere che quel legno crei qui valore aggiunto. Proprio in Cansiglio, pochi giorni dopo Vaia, abbiamo organizzato una giornata di studio sul teleriscaldamento, perché pensiamo che una parte molto importante delle biomasse che si generano in occasione di tempeste come Vaia possono essere utilmente trasformate in servizio calore per le nostre comunità.